La musica, l'allegria, la simpatica condivisione di giochi e balli di gruppo è un'immagine che richiama alcuni momenti vissuti a Lisbona da oltre 1 milione di giovani, quella riprodotta all'Auditorium di Santa Margherita Ligure. La giornata diocesana giovani si pone sulla scia di quell'entusiasmo e di quell'impronta di una Chiesa viva e vivace tanto cara al Papa, declinandola sul tema della speranza. Ma per i giovani quale significato ha questa parola? Speranza per me vuol dire concentrarsi giorno per giorno, vivere giorno per giorno. Speranza secondo me vuol dire non mollare e chiedere aiuto quando è necessario. Avere la fiducia che un qualcosa si possa realizzare, un sogno, un progetto, o comunque bisogna secondo me lavorare per far sì che diventi reale quello in cui si crede e quello in cui si spera. Per me speranza è il futuro, cioè io spero in un futuro migliore e anche in un futuro per me prospero. Per me sperare significa continuare a sognare e non perdersi mai l'obiettivo, lo scopo, ossia ciò che si tende a raggiungere. Potremmo dire tenere duro fino alla fine, ecco. Una sola è la speranza che non delude, sottolinea il vescovo Gianpio De Vasini nell'omelia durante la veglia nella Basilica di Santa Margherita. La certezza di essere amati fedelmente ed incondizionatamente da Gesù. Una speranza, spiega il vescovo, che va custodita con cura, seguendo 4 vie: l'ascolto della parola, la partecipazione alla vita sacramentale, la carità e l'amicizia. Ai giovani è affidata un'importante missione. Cari ragazzi e ragazze, impegniamoci a dar vita ad una Chiesa che sia portatrice di speranza.